Benvenuti, l'applauso che giunge direttamente in diretta dal nostro studio di Roma. Iniziamo la nostra puntata che quest'oggi è dedicata al giubileo dei migranti e dei rifugiati. Sono infatti 8.000 di 30 nazionalità diverse i migranti attesi in Piazza San Pietro per partecipare alla preghiera dell'Angelus con il Santo Padre. Ora io vorrei direttamente collegarmi con la piazza dove vedo il nostro inviato Paolo Balduzzi. Intanto buongiorno. C'è il sole, che clima si respira? C'è una croce molto significativa, vedo, alle tue spalle. Paolo, ci senti? Perfetto. Che clima si respira in Piazza San Pietro? Io vi sento, tu mi senti? Sì, molto bene. Guarda, è un clima molto di festa, sicuramente. Ci sono tantissimi migranti, almeno 7.000 che vengono un po' da tutte le diocesi del Lazio, che appartengono almeno a 30 nazionalità diverse. È una festa un po' più sobria, ti dico la verità, rispetto alle altre volte. Siamo stati qui con i ragazzi, con le famiglie. Oggi c'è una festa che si sente che è carica di significato, ma anche carica di una sofferenza che sta alla base appunto anche della situazione attuale che stiamo vivendo. Qui accanto a me c'è Monsignor Giancarlo Perego, che è direttore della Fondazione Migrantes, che ha organizzato un po' la giornata di oggi. Allora, Monsignor Perego, i problemi sul tappeto sono tanti, ma voi già da alcuni giorni dite che questa è la festa dell'incontro. In che senso? Perché così lo ha chiamata il Papa nel messaggio per la giornata mondiale del migrante di quest'anno. La festa dell'incontro per superare paure, pregiudizi, contrapposizioni, conflittualità che generano violenza come quelli di Colonia. La festa dell'incontro per riuscire a capire come soltanto dal dialogo, dall'incontro ecumenico, religioso, questa giornata cade all'inizio di una settimana per l'ecumenismo, si può costruire il futuro. Il futuro non può essere un futuro di scontro, di conflittualità sociale, ma il futuro nasce solo dalla capacità di ridisegnare le nostre città alla luce proprio dell'incontro, del rispetto, dell'accoglienza, dell'inclusione, che sono le parole del Papa che il Papa ha detto proprio a Prato. Allora Paolo, perfetto. Vorrei, perché proprio Lorena, oggi dimmi. su Avvenire Monsignor Perego leggevo delle dichiarazioni, ha detto che l'Europa senza i migranti muore. Che cosa significa esattamente questa affermazione, Monsignore? Significa che nei prossimi 5 anni ci saranno il 30% meno di giovani e il 30% in più di anziani. Significa per il nostro Paese che ne nascono 9, ne muoiono 10, che quest'anno appena passato ha visto, come ha detto il demografo Blangiardo in un bel fondo di Avvenire, sono morti 168.000 persone in più rispetto alle nascite, un dato che ci riporta alla Prima Guerra Mondiale, per trovare un dato ancora così drammatico. Quindi i paesi che saranno il nostro futuro sono paesi come l'Eritrea, dove ne nascono 4 e ne muoiono 6, la Nigeria ne nascono 37 e ne muoiono 4. Per rigenerare l'Europa occorre un incontro fra nord e sud del paese e del mondo. Bene, allora... Ecco Lorena, a proposito di questo incontro fra nord e sud, vedi alle mie spalle una croce molto particolare di cui ti parleremo fra poco. Ci stiamo organizzando e tra pochi minuti ci ricollegheremo, ti parleremo proprio di questa croce. Grazie Paolo. Allora... Eccoci Lorena, siamo qui. Comincerei subito a farti conoscere una delle agoniste della giornata, Julie, che viene dal Madagascar, abita a Sorrento da 20 anni ed è qui oggi proprio per il Giubileo dei migranti. Allora, qual è l'emozione di essere qui oggi? Sono emozionatissima per presentare il mio paese che è unita con tutto il mondo di immigrazione e il ponte che dice Papa per la pace. Per creare questi ponti che dice Papa Francesco per la pace. Ecco, come ti dicevo Lorena, qui dietro di me vedi questa croce, la croce di Lampedusa. Allora, Emanuele Vai, presidente della Casa dello Spirito e delle Arti, la fondazione che proprio ha iniziato questo progetto. Di cosa si tratta? Questa croce è stata realizzata con i legni dei barconi che si sono naufragati nelle coste di Lampedusa. L'abbiamo fatta benedire da Papa Francesco, che l'ha benedetta l'anno scorso, dandoci come indicazione quella di portarla ovunque. È nata così una staffetta spirituale che ha tenuto insieme diverse comunità italiane nella preghiera, nella riflessione sul tema della migrazione, sul tema della sofferenza, prospettiva che possa diventare anche un emblema di una prospettiva di solidarietà universale. Quindi anche un emblema, un simbolo anche di armonia tra le diversità.
Assolutamente, parla da sola questa croce, cioè nel suo pellegrinaggio mette insieme relazioni e comunità fino al punto che in modo naturale queste relazioni si formano, quindi non c'è da discutere molto, c'è da farla viaggiare e fare in modo che lei parli in modo con questo linguaggio. Bene. Questo era l'intento di Papa Francesco e noi l'abbiamo, spero, realizzato e continuiamo a realizzarlo. Bene. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genti. Et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Et principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce eis. requiescant in pace, Amen. sin nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Viva il Papa! Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che nel contesto dell'anno santo della misericordia è celebrata anche come giubileo dei migranti. Sono lieto pertanto di salutare con grande affetto le comunità etniche qui presenti, tutti voi. Provenienti da varie regioni d'Italia, specialmente dal Lazio. Cari migranti e rifugiati, ognuno di voi porta in sé una storia, una cultura, dei valori preziosi e spesso purtroppo anche esperienze di miseria, di oppressione e di paura. La vostra presenza in questa piazza è segno di speranza in Dio. Non lasciatevi rubare la speranza e la gioia di vivere che scaturiscono dall'esperienza della divina misericordia, anche grazie alle persone che vi accolgono e vi aiutano. Saluto con affetto tutti voi, pellegrini venuti dall'Italia e da altri paesi, in particolare l'Associazione Culturale Napreac di Sarajevo, gli studenti spagnoli di Badajoz e Palma de Mallorca e i giovani di Osteria Grande, Bologna. Adesso
vi invito a tutti insieme a rivolgere a Dio una preghiera per le vittime degli attentati avvenuti nei nostri scorsi giorni in Indonesia e Burkina Faso. Il Signore li accolga nella sua casa e sostenga l'impegno della comunità internazionale per costruire la pace. Preghiamo la Madonna. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A tutti auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Ma non solo, alla presentazione insieme al Cardinale Veneto c'era anche il comico toscano Roberto Benigni. Ascoltiamo cosa ha detto in questa occasione. Quello che sta facendo Francesco è impressionante. Sta tirando tutta la Chiesa verso il cristianesimo. Guardate che è un'opera incredibile. La religione dell'umanità di Dio, della divinità dell'uomo, scegliete voi. La sta tirando proprio. E come lo fa? Lo fa attraverso la misericordia. E la misericordia di Francesco, attenzione, non è che è una visione dolcinata, così accondiscendente o peggio ancora buonista della vita. No, è una virtù severa, è una sfida vera, ma non soltanto religiosa, teologica, una sfida sociale, politica.